in maniera più semplice possibile, spiegando qual è stato il cammino, da dove sono partito e dove vorrei arrivare con i quadri. Allora, il tutto è partito circa 2 anni fa con lo studio dell'albero, è stata un po' una scommessa, l'albero però non visto come elemento fisico ma come persona, per cui l'albero uomo. L'albero in contemporanea ho cercato di lavorare sull'acqua, per cui l'acqua rappresenta l'atto emozionale delle persone, l'albero l'aspetto esteriore. Il più delle volte le due cose vanno di pari passo, perché l'albero senza acqua non vive, per cui come noi non viviamo solo di sola esteriorità, ognuno di noi ha dei valori più o meno importanti e più o meno radicati. Il nostro lato emotivo è quello più nascosto, è più oscuro, per cui tutti questi quadri che rappresentano tutti alberi, a parte 2 o 3 che vogliono rappresentare solo l'aspetto interiore, per cui l'acqua, partono da un lavoro di concetto, per cui tutte le tele partono da una base molto molto scura. Il dottore mi chiedeva un po' la tecnica. La tecnica è anche il frutto di un cammino di pensiero, per cui la parte scura è la parte più privata nostra, quello che difficilmente noi facciamo vedere alle persone. Noi siamo così esteriormente perché siamo colpiti dalla luce. La nostra parte interiore è buia e cupa, può essere solare perché siamo dei tipi solari, può essere intrigante, ognuno di noi ha un carattere che ha, però fondamentalmente è privata e non la facciamo mai vedere a nessuno. Per cui è una parte cupa. Tutti questi quadri partono da una radice cupa, per cui il nostro lato oscuro, quello nascosto, quello molto intimo, e si schiariscono man mano in base alle emozioni che abbiamo. Quindi ognuno di questi quadri rappresenta un'emozione, si sono dette. Le emozioni molto forti, quello è l'ultimo in ordine di tempo, quello a cui sono anche più affezionato, rappresenta, secondo il mio punto di vista, grande arte, grande Salice. Il Salice per antonomasia l'ho identificato come l'artista in genere, per cui la persona che riesce a elevare un concetto semplice a un concetto più alto di arte, per poi lasciarlo alla mercé di tutti, per cui fino a diventare terra praticamente con i rami. Poi una pianta d'acqua, per cui l'acqua emozionale si confonde in linea di massima, diventa un tutt'uno, il flesso sull'acqua diventa un tutt'uno con l'acqua fisico, per cui identità e esteriorità si fondono. E questo ci sono degli segmenti di energia, per cui oltre all'albero c'è il Salice con tutte le sue caratteristiche, il Salice artista, il Salice uomo, ci sono una serie di segmenti geometrici che sono le contaminazioni, che sono le stimolazioni, le contaminazioni, tutto ciò che è esterno che va a intaccare il grande albero. A volte in natura, ecco una piccola parentesi, in natura non esiste, nella natura organica, l'angolo retto, il 90 gradi non c'è, esiste in quello minerale ma non nella natura. Io ho voluto inserire praticamente degli elementi di disturbo in queste cose, in questi alberi. Ci sono dei quadri tipo la grande madre, poi se volete ci sono dei fogli con tutto il percorso, con i titoli. Ecco quel quadro sulla tonalità dei grigi, dei rossi, dei grigi e degli azzurri, dove c'è una ferita. Quello è tutto contaminato, siamo noi che manipoliamo la natura, anche quello è un messaggio molto forte. Siamo noi che intacchiamo, modifichiamo, cerchiamo di adattare la natura alle nostre esigenze, non rendendoci conto che facendo questo creiamo delle rotture, a volte irreparabili, però sono sempre della natura e la natura ci sta avvisando, dicendo attenzione, state facendo del male, cercate di cambiare. Poi tutto il resto, adesso non voglio filmare solo su ogni cosa perché non mi sembra neanche tanto legale tutto, perché come diceva l'assessore prima, ogni persona davanti a un'opera ci legge qualcosa di diverso, che non necessariamente è sbagliato perché è diverso da quello che ha voluto dire l'artista, è solo diverso ed è bellissimo, anche perché da questo tipo di lettura, pur essendo quasi astratta, c'è ancora del figurativo, cioè nello studio del disegno, della ricerca esiste, però indirizza solo lo spettatore verso un'interpretazione che non necessariamente è l'unica interpretazione. Si arriva sempre ai vivi e ognuno poi sceglie il video dove vuole andare, dove vuole vedere qualcosa, ci sono degli elementi. Una signora l'altro giorno mi ha detto davanti al quadro, ma ci sono degli occhi dei coccodrilli, io l'ho guardato un po'
fatti vedere, li ho notati anch'io, però non era quello l'intento. Però questa è rimasta affascinata da questo coccodrillo sul quadro, che non ho messo, però effettivamente c'era. Per cui la sua interpretazione è diventata giusta. Niente, volevo solo spiegare a tutti il fatto del concetto dell'albero come elemento uomo e dell'acqua come elemento emotivo. E una volta capito questo, tutti i quadri assumono un'ottica diversa. Perché ognuno di noi si individua in un albero, in un castagno, in un salice, in un pistino, e qua ce ne sono aiuti. E poi, apro un'altra piccola parentesi, un altro quadro che voglio spiegare è il primo, che si chiama L'arrogante, un quadro a cui sono molto affezionato, perché sono parte della mia evoluzione negli ultimi giorni, in cui c'è un salice anche qui un salice molto sofferto, un tronco molto contorto, e poi c'è sempre il vento è un elemento esterno che sono quegli elementi che fanno cambiare le cose, in maniera positiva, il vento spazza sempre via. E qui è una cosa che incomincio sempre a mettere più nei miei quadri perché danno più senso di novità. Cioè uno davanti a una cosa in movimento percepisce un qualcosa. E lì nell'arrogante c'è tutto, ci sono tutti questi elementi. La pianta che cambia, c'è un elemento di una grossa industria che mi riguarda, e poi la cosa più importante c'è un pennello appeso. Gli artisti, sempre, nel caso un pittore, in questo caso io, cerco di colpire o di ferire o comunque di dire quello o di amare, cerco tutti i miei sentimenti e trasmetterli attraverso la pittura. E lì ho voluto mettere proprio l'elemento simbolo del pennello che diventa parte integrante dell'opera. Niente, detto tutto questo se ne potrebbero dire tantissime, però se vi interessa c'è il catalogo in cui ci sono delle presentazioni, delle antologie critiche fatte da addetti dei critici, degli storici d'arte. C'è un po' tutta questa mostra spiegata, un po' spiegata. Ci sono delle cose che ho scritto io, in bene in male, come le volete, però ecco, un'altra cosa volevo dire che non dovevo dire all'inizio, però ho detto secondo me simulatore, è il concetto un po' di questa mostra, e da cui ha preso il titolo questo, che è dovrebbe essere la stessa mostra che ho portato anche a Roma 2 mesi fa. Si intitola Tracce perché ho coniato un aforisma un po' di tempo fa, che poi è il mio modo di vedere le cose e di vivere la vita, che dice: voglio essere terra solcata dall'acqua piuttosto che roccia battuta dalla pioggia. Questi quadri poi sono tutti dei solchi, per cui l'acqua quando entra nella terra la fa diventare viva, e da lì nasce tutta la vita. Se batte nella roccia scivola via e lascia tutto come prima, fondamentalmente. Prima l'altro di sole può portare tutto come era prima. Io cerco di lasciare nel mio